Quella sera decisi tre robe fondamentali. I tamponi a tutti i cittadini di Vo, e l'ho decisi io senza avere nessun consiglio da parte di nessuno. Due, chiudere l'ospedale di Schiavonia, perché l'ospedale decretai subito che fosse chiuso, perché avevo ancora, diciamo, la presunzione di immaginare che, ma stupidamente fra l'altro, perché poi ne è venuto fuori un casino, che il virus fosse lì, lo ingabbio lì e finisce lì. Purtroppo non era così, forse anche un'ingenuità che c'era dettata anche da scarsa informazione che arrivava. E mettere le tende ovviamente riscaldate fuori da tutti gli ospedali. Questo è stato fondamentale. Successivamente, il giorno dopo, le tende riscaldate perché già immaginavo che se avessimo avuto fila di persone, anche angosciate, che volessero farsi un tampone, era assurdo portarle dentro in ospedale, faceva freddo, era il 21 febbraio, non hanno freddo, c'era un freddo boia. E quindi ho detto protezione civile, tende, e quindi andiamo a sostenere. E poi decisi di chiudere Vo.